Il silenzio del governo sull'autonomia del Veneto è gravissimo. A dirlo è il parlamentare della Lega Germano Racchella, che accusa Roma di non voler ascoltare la voce dei veneti. Ancora una volta questo governo dimostra la sua inerzia nell'ascoltare i cittadini. I veneti si sono espressi 1000 giorni fa e personalmente io mi sono espresso 30 anni fa nel volere l'autonomia del Veneto, perché sono sempre stato un autonomista, ed è grave che il governo si nasconda dietro a qualsiasi altro problema che non fa rispettare quello che appunto 1000 giorni fa i veneti volevano, e cioè l'autonomia. Uno degli esempi più lampanti di questa situazione è la gestione sanitaria dell'emergenza coronavirus da parte del Veneto. Il Veneto ha dimostrato grande responsabilità nell'affrontare anche questa emergenza coronavirus e ha dimostrato che se il nostro presidente Conte riuscisse a copiare quello che ha fatto il nostro governatore Luca Zaia, ne saremmo venuti fuori molto prima. Sono passati 1000 giorni dal referendum, ne dovranno passare altrettanti perché arrivi l'autonomia? Mi auguro proprio di no, anche perché noi veneti abbiamo una grandissima possibilità a settembre con le elezioni regionali, che non le vedo soltanto per eleggere un grande governatore Luca Zaia, ma anche come un ripetere il referendum che abbiamo fatto per l'autonomia, perché Luca Zaia sta combattendo da anni per l'autonomia del Veneto e dobbiamo dargli la massima fiducia per portare questo grande progetto nelle nostre famiglie, ai veneti.